Tortura e sequestro di persona, queste le accuse più gravi ipotizzate nei confronti di 3 uomini licatesi considerati responsabili di minacce, violenze e servizi sadiche ai danni del malcapitati. Questo quanto illustrato ieri nel corso di una conferenza stampa svoltosi presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento. I fatti si sono svolti a Licata, sono stati ripresi con i cellulari in alcuni video che condivisi su diverse piattaforme social network hanno consentito ai carabinieri della locale compagnia di Licata di avviare le indagini attribuendo a persone precise e puntuali responsabilità ai singoli appartenenti al branco che si divertiva a colpire e vessare soggetti deboli e di difesa minorata. Quanto emerge anche dai video si denota una cattiveria ingiustificata, una cultura senza dubbio sbagliata di considerare l'altro meno forte, uno scarto da colpire e da ridicolizzare, fino al punto di diventare oggetto di comportamenti disumani e degradanti al solo fine di ottenere qualche like in più. I provvedimenti di fermo decisi dalla Procura di Agrigento sono stati eseguiti nella notte e sono stati accompagnati da diverse perquisizioni finalizzate a proseguire le indagini per risalire all'identificazione dell'intero gruppo e all'acquisizione di ulteriori elementi probatori. I militari hanno appurato che una delle vittime in pieno giorno e in pieno centro è stato deriso, legato tipo imballaggio con del nastro adesivo e lasciato sul marciapiede nell'indifferenza totale. Le vittime peraltro puntualmente venivano minacciate a rimanere in silenzio e a non rivolgersi alle forze dell'ordine. I 3 uomini di classe 94, 97 e 84 sono stati condotti presso la casa circondariale di Agrigento dove rimarranno a disposizione dell'autorità giudiziaria. Tortura e sequestro di persona sono le accuse che abbiamo mosso a 3 giovani di Licata che si sono resi responsabili di una violenza sadica nello schernire dei ragazzi portatori di handicap o comunque incapaci di intendere e di volere. Il branco riprendeva le sue azioni utilizzando i propri telefoni cellulari per poi diffondere i video attraverso i social tra cui rientrano WhatsApp e Facebook, principalmente WhatsApp. Social che ancora una volta, anziché essere utilizzati come mezzi di comunicazione, sono invece lo strumento di diffusione di immagini violente principalmente al danni di fasce deboli. Devo dire che anche noi operatori di PG, visionando centinaia di volte quei video, ci siamo resi conto che in talune circostanze, mentre le vittime chiedevano aiuto, nessuno rispondeva e purtroppo dobbiamo registrare che neppure una telefonata anonima è giunta in caserma. L'attività si è sviluppata attraverso l'acquisizione di questi video, ma purtroppo dobbiamo registrare che durante le sevizie che avvenivano anche sulla pubblica via nessuno ha alzato il telefono oppure è intervenuto per fermare questi giovani che peraltro hanno anche una età, hanno anche dei figli che potrebbero avere le stesse problematiche, ma d'altronde Hannah Arendt diceva che la banalità del male si evidenzia proprio in questo, nel deridere chi è meno forte e più debole, insomma, ecco. Da cosa sono scattate le indagini? Le indagini sono scattate da un monitoraggio e dall'acquisizione di questi video che circolavano all'interno del panorama dei social network che comunque viene monitorato e quindi da lì siamo passati a una fase di analisi dei video e identificazione dei soggetti che non è stata semplice, anche perché talvolta siamo dovuti ricorrere anche all'ascolto delle voci a noi note ovviamente per varie attività e quindi i dettagli, quindi i vestiti, quindi un frame in un video lunghissimo che si cristallizzava il volto del seviziatore ci ha permesso di arrivare all'identificazione e quindi a poter ottenere questi provvedimenti alla Procura di Agrigento che sono stati eseguiti nella notte di oggi. E sempre a Licata è stata scoperta a casa di un uomo una piantagione di hashish, sono state sequestrate circa 250 piantine messe a crescere sotto delle forti lampade.
e l'abbiamo sostanzialmente colto in flagranza mentre entrava nell'appartamento, e poi entrando insieme a lui abbiamo trovato le piante che erano 200 piante già in infiorescenza, alte circa un metro ciascuna. Vasi o terreno? In vasi. Aveva ovviamente una serie di serre anche Come vi siete accorti? Ce ne siamo accorti dall'attività di monitoraggio costante che facciamo sul territorio, quindi è un bracciante agricolo, sostanzialmente, del classe 94.